Battiareddo di Collezio, son codorrato e a via lo cuore in guerra, lamento le più tiro tempo andato e l'apposento antico incaraggiato. E me paruto di dura creatura, i cazzonetti corti a brettelli. Benvenuti amici della Gazzetta Sarda a questo nuovo appuntamento con le interviste, con gli ospiti, con la cultura, non solo della nostra città di Sassari, ma di tutto il territorio regionale. E oggi siamo in un luogo davvero importante, particolare, perché siamo qui a Casa Gioscari, studio di registrazione di Massimo Marrucco, un luogo di memoria storica sia nel recente passato, ma anche nel presente. Qui tanti nomi eccellenti della nostra musica hanno messo piede, hanno messo voce, hanno messo mano ai loro strumenti musicali per regalare poi a noi che ascoltiamo, che amiamo la musica, quelle che sono le emozioni e quelle che sono le interazioni sia del cuore, della mente e del fare musica attraverso gli strumenti musicali. Qui Piero Marras, Tazenda e tanti altri, non me ne vogliano ovviamente coloro che insomma non sto menzionando, ma oggi è il momento di parlare di Beppe Dettori che è qui con noi. Beppe, eccoci, grazie per questo momento, ringraziamo ovviamente anche Massimo Marrucco di questa opportunità per essere qui a casa sua, appunto per vivere un momento musicale. Salve a tutti, grazie alla Gazzetta, a Bruno, insomma a Massimo che ci sta ospitando. Beh, questo è un posto importante per me, soprattutto perché è un luogo intanto di creazione, di bellezza culturale e di ispirazione, di grande ispirazione. Insomma, io qua sono arrivato nel fine 97, inizi 98 per preparare un tour con il mio primo gruppo di musica in limba che si chiamava Tancarruia, con Pino Martini, Paolo Zanin, Paolo R, Ucio Soro, e abbiamo iniziato proprio a calpestare questo luogo, cercando di trasformare quello che era la prima world music, no? di quegli anni, cioè tutti gli insegnamenti che Peter Gabriel ci aveva lasciato, noi cercavamo di metterlo in bella e l'abbiamo testato qua. Questo è stato il primo approccio con Massimo, con la sua famiglia e con questo posto incantato perché in mezzo al verde, in mezzo alla natura, è fantastico. E questo rapporto, quel momento, insomma, di diversi anni fa, oggi lo rivediamo. Sì. Perché? Che cosa Beh, fai c'è stato qui poi nel oggi? corso del tempo, Certo. ci sono stati altri momenti con i Tazenda, Perfetto. prima dei Poi Tazenda. ne parleremo di quello, Sì, ma sì, oggi sì. tu stai facendo Oggi qualcosa di importante qua. Sì, sto facendo un progetto che ho in mente da un po' di tempo, che ho scritto fra un progetto e l'altro, no, nei ritagli, e ho messo proprio a fuoco a fine dicembre in lingua turritano-sassarese. Bellissimo, molto interessante. Prevalentemente in lingua turritano-sassarese. Ho conosciuto il professor Mario Lucio Marras, che ha scritto, che ha aveva delle poesie che poi sono diventate canzoni. Alcune non sono riuscito proprio a musicarle perché insomma la difficoltà oggettiva insomma, non fa uscire la ciambella sempre perfetta, perciò insomma siamo riusciti a sistemare una ventina di canzoni e da queste poi cercheremo di estrapolarne quelle che servono per il progetto che sarebbe un live. Portare perciò la lingua toritana sassarese sia nei territori dove questa lingua è parlata, cioè nei 4 comuni, nei territori dei 4 comuni, Perfetto, cioè Sassari, Porto certo. Torre, Sorso e Stintino, Certo. tutto l'agro della Nurra, ma anche uscendo da questi confini sia sardi che non, con l'aiuto dei circoli sardi, con l'aiuto degli assessorati che incontreranno questo progetto e soprattutto per portare questo progetto di cultura linguistica, di patrimonio culturale enorme, di una lingua che è a rischio estinzione. Quindi io ho questa fissa
diciamo, usiamo questo termine, Sì, sì, ho sì. questa fissa di amare in modo totale la lingua minoritaria, il suono delle lingue minoritarie, che siano sarde o non. È chiaro che quelle sarde Ti toccano mi toccano, prevalentemente, no, in ovviamente, primis, certo, certo. e soprattutto la lingua turritano-sassarese. Io sono distintino, perciò già lo stintinese è una declinazione del turritano-sassarese, dove proprio ha delle desinenze quasi liguri, no? E delle piccolissime sfaccettature che lo differenziano da quello che è poi il sassarese. Però queste differenze sono fondamentali perché identificano un popolo Certo, o certo, un'etnia. certo. È E- un'identità stessa, no? Del modo di esatto, vivere anche, no? Insomma, del modo di comunicare. Poi, sì, nel modo di comunicare, tu ovviamente, sia dal punto di vista musicale, ma anche ovviamente da questo punto di vista culturale, trovi il nesso anche con quella famosa ispirazione di cui parlavi sì, prima. assolutamente. Quindi è anche un'esperienza poetica, noi potremmo dire, amici della Gazzetta Sarda. Quindi vedete Assolutamente che sì. Beppe Dettori riesce a muoversi da più campi culturali, artistici, per dare un senso anche a quello del tuo percorso. Sì, ma ovviamente Un percorso rinnovato, sempre e sono uno comunque. dei tanti, mi verrebbe da dire, anche se non sono tanti quelli che si cimentano in questo Mhm, tipo di percorso, però quelli che si cimentano in questo percorso, insomma, siamo una piccola greffa, scusate mhm. questo Certo, declinare, certo, certo. una piccola Un greffa piccolo gruppo di persone, un di piccolo... artisti, di Certo, musicisti certo, che cercano sia poeti che scrittori che musicisti e artisti in certo, genere, certo. performer, eccetera, che tengono alla conservazione di questo linguaggio, di questa lingua meravigliosa che arriva dal XII secolo, quindi dal 1100 che si forma, no, questo linguaggio che arriva dal dialetto pisano che si mischia con il corso, con anche il ligure, appunto dopo la dominazione pisana c'è stata quella doriana, e soprattutto con il sardo logudorese e poi anche con lo spagnolo. Quindi tutto questo insieme di suoni sono defluiti in una lingua che è il turitano sassarese. E che si riflette in questo tuo nuovo progetto, e questo Sì, tuo nuovo progetto sta prendendo forma. esatto. Quali sono i tempi? Anticipaci I tempi a me qualcosa. piacerebbe tantissimo farlo esordire per maggio, Bellissimo, no? Per bellissimo. maggio, dando questa sferzata di fine primavera, Mhm. inizio estate, con dei 4 concerti di presentazione appunto nei 4 comuni che ho menzionato prima, Sassari in primis, Porto Torres, Sorso e Stintino. E poi tutto quello che è la continuazione di questo progetto è sia interessata all'isola intera e Perfetto, certo, tutte le certo, altre province, certo. ma soprattutto anche la penisola italiana e anche fuori dalla penisola Beh, può italiana. essere anche un vicolo di scambio di culture identitarie e Assolutamente. linguistiche, musicali anche, no? Se Assolutamente sì, vogliamo. ripeto, Quindi, non sono l'unico no, che certo, si certo, cimenta in questo campo e non sono l'unico fissato con le lingue no, beh, minoritarie, certo, ci siamo una bella greffa, come ho detto, certo, e quindi è tutta intenzione insomma, di far camminare questo perfetto. progetto in modo attivo. Bene. Riprendiamo il discorso della lingua Sì, insieme agli amici che ci seguono per andare su quel sardo, no? Dal punto di vista della comunicazione e anche della musica, ovviamente, ricordando e ritornando un po' indietro nel tempo nei tuoi percorsi. Non può non mancare ovviamente l'esperienza con Itazenda, certo. anche in lingua sarda, e insomma Sì, parliamone un po' di sì, questo, vabbè. insomma, vediamo Azienda qualcosa. Poi parleremo di tanto altro. è stata un'esperienza fantastica perché per tante ragioni, per una situazione molto emotiva,
dovuto al fatto di Andrea Parodi. Beh, certo, arrivavi nel momento in cui Andrea ormai non Sì. c'era più e quindi... No, Andrea c'era ancora Ecco, quando, c'era, quando sì. io sono subentrato Mhm, come lead vocal, mhm. ma ancora prima, proprio quando vennero fuori d'azienda nel 90, io abitavo già a Milano e eseguivo i pezzi che per il pubblico milanese erano completamente sconosciuti, tipo Carra Seccare, Surti Maluche, Nanneddu, Non potrò riposare, le eseguivo nei locali, nei club e avevano un riscontro bello, Mhm. cioè Lasciavano inaspettato, un'impronta, perché le no? persone venivano proprio per ascoltare quel momento sardo che io chiamavo in quel modo, dove citavano anche i tradizionali, tipo Maria Carta, Certo, certo. Anni Nora, insomma i tradizionali, e li mischiavo con i pezzi di Azienda. Quindi la gente si sorbiva questa Sì, sì, sì. mezz'oretta di momento sardo e quindi ho cominciato a amare Itazenda già dal 90, quindi seguendo tutto il percorso che fecero tutte e tre, no? nel corso Certo, della certo. loro storia. Poi, essendo diventato poi la voce che sostituì Andrea, motivazione di orgoglio enorme, di grande onore, responsabilità. Mhm. Insomma, sono stati 6 anni, 5 anni effettivi, ma su 6 anni di permanenza di grande lavoro. È stato un lavoro intenso, continuo, senza pause, quindi abbastanza stressante, ma che richiedeva quell'impegno. Quindi pieno, corposo. Pienissimo, pienissimo. Poi, vabbè, le motivazioni della mia uscita dal gruppo Quelle sono... si sanno, le No, abbiamo, diciamo... sì, ma sono le solite motivazioni che poi fanno sciogliere i gruppi, vari, insomma, se non c'è lo stesso obiettivo è difficile poi rimanere legati, no, in un modo Certo, certo, professionale. certo. Quindi, visto che loro avevano un'idea di percorso artistico diverso dal mio, dopo un po' ho ritenuto opportuno cambiare, Certo, cambiare certo. strada e lasciare invece a loro Certo, il loro certo. percorso. Ritorniamo a parlare dell'aspetto musicale, dell'aspetto della lingua. Hai portato avanti ovviamente lì anche il sardo, però il sardo è stato portato avanti anche in collaborazioni importanti, Sì. anche con artisti di calibro importanti, no? Della nostra amata Italia, ma anche di riflesso internazionale ovviamente. Ne vogliamo ricordare qualcuno? Vogliamo dire qualche aneddoto particolare su qualche brano molto conosciuto? Beh, Non lo dico io, lo vabbè, dici tu. no, dillo tu. Dai. No, dilli tu. Dilli tu. Vabbè, tu intendi dire Domo Mia, Beh, giusto? No, perché insomma, cioè, ce ne sono diversi, ovviamente. l'artista di fama internazionale era Mazzotti. Perfetto. E che lui ci ha preso in quel 2007, ci ha preso sotto la sua ala come produttiva, con la sua etichetta, e da una sua sensazione è venuto fuori un risultato discografico inaspettato. Molto bella la parola sensazione che hai usato. Eh sì, perché lui non l'ha fatto pensando di scalare classifiche o di andare in radio, l'ha fatto per Andrea e per me, sapendo che ero ormai parte di Tazenda, ci propose di entrare nella sua etichetta e ci propose proprio un progetto discografico. Noi pensavamo chiaramente che lui fosse rimasto dietro le quinte come produttore e invece alla fine si cimentò proprio come Parte integrante. Certo. Lui disse voglio fare un cameo e chiese quasi, tra virgolette, un permesso alla BMG di fare questo cameo, sapendo che di lì a poco sarebbe uscito con Ricky Martin il suo singolo, ma un mese prima uscì il nostro, destabilizzando un po' tutti quelli che erano i progetti della sua casa discografica, ma il pezzo era talmente devastante, talmente toccante,
che non potevano non trasmetterlo tutte le radio, anche quelli che non sopportavano la lingua minoritaria. Però No? forse Tipo quella... Radio Italia Certo. era una di quelle radio che non disse ai discografici, facendoli imbestialire, che questo non era italiano, perciò Radio Italia non può trasmettere un pezzo non italiano, e lì andarono su tutte le furie. Il socio di Ramazzotti, Mario Galanti, il figlio Mario Galanti, Roberto Galanti, il padre, il socio di Eros, andarono su tutte le furie e dissero: noi usciamo comunque con la versione tutta sarda di Domo Mia. Bellissimo. Lì intervenne Ramazzotti e disse: no, aspetta un attimo, io questa canzone la voglio cantare. E lì cominciarono a litigare per 2 o 3 giorni sul fatto che non poteva Ramazzotti fare questo duetto con noi, perché doveva uscire con Ricky Martin. Alla fine la spuntò Eros e dopo 3 giorni di lite facemmo questo duetto. E che fu è un stato, successo. fu un successo. Che ancora oggi è nella memoria di tanti. Oserei dire planetario. Beh, non possiamo Perché- dire, è vero. Perché è vero. ancora Concordiamo oggi, anche noi dalla ancora Gazzetta. oggi, quando Radio Italia lo manda, perché poi è una delle Certo. poche che ancora lo manda, o forse anche Radio DJ ogni tanto lo manda, è un colpo al cuore, perché si dice, no, in dialetto, tieni il trazza a pezzi di garre, cioè proprio ti toglie dentro quelle sensazioni profonde che vai a provare, va a toccare proprio quelle corde, no? Che Anche una potenza emozionali, stessa, sì, nel e brano. il pezzo è stato scritto in modo sublime da Gino, che ha trovato questa concatenazione armonica, melodica, fantastica, perché insomma Gino è stato veramente lì un gran maestro. Molto molto bello. Andiamo avanti, parliamo un po' ancora del tuo percorso musicale. Vuoi tornare un po' a ritroso nel tempo e parlare di qualcosa tu in particolare? Se Molti vuoi ti posso magari... dire che tutti gli anni 90 io li ho spesi fra contratti discografici, Ok, bene. fra Bene. imparare a fare il musicista e il corista e il vocalist sia nelle pubblicità che nelle trasmissioni, È proprio nei quello che dischi. volevo portare. E quindi tutti gli anni 90 sono stati Sì. costellati di una continua e perseverante azione di successo. Il fatto che riuscii a staccarmi da quello che era il lavoro, tra virgolette, normale, che ho fatto la doppia vita per 4 anni circa, dal 89 fino al 2000, sì, al 1994, facevo mestieri, diciamo, di fortuna, no? Dall'acquisitore immobiliare al centralinista, all'operaio. Ho fatto delle cose mentre continuavo a scrivere in modi di fortuna, e quindi non in un modo consapevole e preciso. Quindi decisi di mollare quel tipo di attività e buttarmi completamente nella musica. Per buttarmi nella musica dovevo sostenermi dalla musica. Certo. Quindi già la prima difficoltà oggettiva era vivere dalla musica. Sì, che è uno dei temi fondamentali di ogni artista Che comunque. verso la fine degli anni 90 io già da 5-6 anni mi sostenevo soltanto con la musica, ma non ero felice perché non avevo quel successo effimero, no? che Certo. tanto desideravo. Certo. Però un amico mi disse: guarda, perché tu comunque sei una persona di successo perché fai quello che ami, vivi di quello che ami. E quindi questo mio amico che mi portò a questa riflessione mi fece cambiare già punto di vista, mi fece accontentare già di quello che avevo. Che è poi la chiave anche Mi per misi continuare proprio a lasciare quella porta aperta, Sì, no? sì, Insomma, in assolutamente. quel senso. Mi misi con tutta l'umiltà dietro le quinte e cominciai a lavorare in un modo diverso, pensando prima a scrivere canzoni. E qui è stata la mia grande fortuna come compositore, perché diedi un pezzo a Ramazzotti, successivamente a Josh Groban, entrambi i due artisti vendettero quasi 10 milioni di copie, quindi per me fu una fortuna immensa e acquisì una credibilità
mondo musicale enorme nelle case discografiche, quindi mi si aprirono diverse porte che prima cercavo di aprire, ma non, È vero. con scarso successo. Ecco. Beh, hai forse visto un'altra parte di te che poteva anche raccontare anche a te stesso e non solo agli altri, quando poi ovviamente scrivevi le canzoni per gli altri, che cosa la musica realmente rappresentava per te. Sì, Poteva essere questo. io ho Anche, avuto una grande probabilmente. fortuna, quello di incontrare personaggi, sia produttori che artisti, Ecco. che mi hanno dato delle dritte Non indifferenti, non no? indifferenti, Certo. perché Ma mi probabilmente hanno dissero visto che anche in te la la- stessa intenzione, sì, no? sì, Per andare su quella videro strada. Sì, sicuramente beh, certo. un'opportunità che Certo. potevo avere, che era quella di andare un po' più a fondo sulla ricerca sonora, come uno si approvvigiona Molto di interessante questa musica cosa. per poi scrivere e farla filtrare attraverso se stessi. E lì mi furono passate alcune informazioni importantissime dai Beatles, per esempio. Mhm. Beatles per scrivere quello che scrivevano, cioè se ne andavano in India, se ne andavano in Medio Oriente, in Oriente, se vennero anche in Sardegna, dove si ispirarono tantissimo alla fine degli anni 60, attraverso l'Aga Khan, sui cori, la modalità vocale che somigliava a quella country. E quindi fecero questa trasposizione, mischiarono i Beatles questa nostra cosa del corale, questa nostra particolarità corale, al loro mondo di West Coast o country, che ancora prima di chiamarsi West Coast era country, e la trasformarono gli stessi Beatles in... Quindi quell'esempio di attingere dalle tradizioni mi entrò nel cervello e da lì non si mosse più. Quindi Bellissimo. dalla tradizione c'è tutto, c'è la matrice di ogni apertura musicale. Da queste radici vogliamo terminare solo un secondino questa interlocuzione e farci ascoltare qualcosina. Cosa ne pensi di quello Sì. che vuoi tu? Giusto per dare un momentino musicale a coloro che ci ascoltano e poi proseguiamo nella nostra chiacchierata. Tipo, io mi ricordo che facevo Ciò che tu vuoi. questa cosa mettendo dentro questo pedale, no, in questo caso di Do, un pezzo tradizionale che sono delle filastrocche, che è in su Montegonare, dove ci mettevo dentro tutte le mie ricerche lì vocali, no, che erano quelle dell'Oriente, il Medio Oriente e quella nostra, che è il suono culturale. Su monte Gonare canta via Filumena, canta notte e così continuava. Molto bello. Tutta la fantasia che mi poteva cantare, ogni volta la faccio diversa. È come mettere tutti gli insegnamenti del jazz, che è dell'improvvisazione, che non è fine a se stessa, ma arriva da un tema. E questo è il tema di In su Monte Conare, dove tu poi ti puoi appoggiare alla tua creatività. Molto bello. Il jazz insegna. E tu lo insegni a noi e a coloro che ovviamente ci guardano, soprattutto anche per i più giovani, perché Sì, è quella anche, no, la chiave, no, Io- insomma, per interagire con coloro che non hanno magari, insomma, la possibilità di avere quei gusti musicali che invece magari tu guarda, hai. un altro mi posso fregiare del fatto di descrivere come amico Franco Mussida,
della ex PFM. Fra le tante chiacchierate che abbiamo fatto, mi è rimasta impressa questa frase, no? Che lui, insomma, ha un istituto musicale che si chiama CPM, Centro Professione Musica, che ormai è diventato un istituto dove puoi conseguire la laurea in canto moderno, chitarra elettrica, basso elettrico, tastiere, anche ufficio stampa addirittura. Ed è un istituto fantastico che sta a Milano. E quello che mi è rimasto impresso di Franco è che lui vuole restituire ai giovani tutto quello che ha avuto di fortuna in tutti gli anni della sua vita. E quello che vuoi restituire tu ai giovani? È quello che so. Io vorrei restituire ai giovani tutto quello che ho imparato. Perché tu arrivi anche nella tua vita musicale, artistica, anche da quelle esperienze con Sarabanda, per esempio, Sì, ma un programma seguitissimo dai giovani. Quindi lì non era solo un gioco, c'era proprio un'esperienza anche musicale importante, dove chi insomma guardava la trasmissione poteva avere la possibilità di interagire meglio anche con l'effetto musicale stesso. Vedi, lì... O sbaglio? No, non sbagli assolutamente, anche perché quello è un altro tipo di mestiere che sta all'interno della professione del musicista. Io lì facevo il corista e il vocalist allo stesso tempo. Cioè, quindi Stiamo parlando di che anni? Così chi 2002, non conosce 2002. Sarabanda, insomma, diciamo condotto Enrico Papi, era il periodo tanti fra anni. il 2001, 2002, 2003, dove io lavoravo spessissimo a Mediaset, sia dietro le quinte che poi anche in vivo, in tele, sì, in tele. nelle trasmissioni tipo Sarabanda Certo. o Teo Teoccoli, eccetera. Beh, lì c'era il maestro dell'orchestra che era Lucio Fabri, appunto PFM, con il quale io lavoravo anche come jingle pubblicitari, come cose. E ricordane qualcuna. Ma guarda, la cosa che mi ha fatto conoscere a Lucio, te lo racconto una cosa molto breve, dovevo fare un lavoro che lui aveva preventivato 5 ore di studio, ed era tipo realizzare 10.000 spottini, microspot di 20 secondi di canzoni famosissime, no? Era l'inizio del web, dove tu potevi entrare in questo sito, schiacciare con il mouse quella canzone tipo Luna Pop, la 50 Special, Okay. e c'era il refrain: ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Fine. Perfetto. E la faceva la Dovevo realizzarne 10, no, lui doveva realizzarne 10.000. Era arrivato tipo a 3.000, ma con fatica, ha detto no, ed era incavolato nero. Io entrai lì e lo sentii sbraitare con la corista donna, che non riusciva a starci dentro, no? Gli faceva perdere tempo. Dai, adesso facciamo questo, la voce maschile. Io ho visto l'ambiente che era abbastanza tirato, no? Come clima. Sono andato buono alla prima, cioè ogni canzone gliela realizzavo buona alla prima. Al che lui fa: senti un attimo, ma siamo su Scherzi a parte? Cioè, perché? Ma scusa, cazzo, cioè non è mai successa una cosa del genere, che tu buono alla prima fai tutto. Chi cazzo sei? E quindi da lì è iniziata questa stima reciproca, e mi chiamò sempre per fare sia i jingle che le trasmissioni, eccetera. Molto, molto bello. Mi ricordo di jingle di Natale, adesso ne ho fatto talmente tanti che non mi ricordo esattamente, tipo il panettone Maina potrebbe essere, sì, il panettone Maina era uno di quelli, buono, quelle robe lì, ma poi anche con un altro musicista sardo, di Sant'Antioco, Flavio Ibba, ne ho fatte una caterva, anche soltanto suonate. Mi ricordo il pezzo dei Tancaruia, Mendiando, che era... Questa è la pubblicità della Marlboro Country, che era una pubblicità lunga che andava nei cinema e durava tipo 1 minuto e mezzo. Però non cantavo, cioè facevo i cori indiani. Cioè Marlboro Country era tipo paesaggio dell'Arizona, certo, no? Certo. E faceva...
pezzo era terra antica che esci dalle rive del mare, non te voglio restare, ma qui ritornerò, mindiando, 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 a Ciapatorrai. Di questo periodo musicale ci vuoi dire qualcosa? Il periodo musicale è quello dei Tancaruia, è proprio alla Siamo fine 97, 98, 99. Ok. Quindi io facevo anche il turnista live, quel periodo lavoravo con Gatto Pancieri, rinunciai ad andare con Gatto Pancieri a fare il corista chitarrista per cimentarmi con i Tancaruia. E fu un'esperienza bellissima. Non capita perché eravamo un po' troppo avanti rispetto ai tempi, no? Infatti poi i Tancaruia ebbero un po' più di appeal dopo quel periodo. Però intanto in quei 2 anni di attività vincemmo per 2 anni consecutivi, cioè 98-99, il Festival della canzone dialettale che si teneva vicino a Sanremo, a Ospedaletti. E vincemmo per 2 anni consecutivi. Molto, sì, beh certo. Ed è stato veramente Certo, è un un'esperienza orgoglio, assolutamente bellissima. un orgoglio. Ehm, E quindi eravamo sempre qui a formare Ecco. questi repertori che poi eravamo in piazza a suonare. Certo che allora il pubblico delle piazze era sempre esigente, però era un pelo più aperto a sentire cose nuove. Oggi è diventato ancora più difficile. Cioè, difficilmente si riesce a tenere il pubblico a far sentire delle cose che non siano estremamente conosciute. È vero. Quindi diventa difficile anche per i giovani che escono far sentire che cosa hanno dentro, che cosa gli frulla nella testa. Le Quindi emozioni stesse che bisognerebbe dovrebbero- portare il pubblico, non dico ad avere più pazienza, ma ad essere Un po' più- meno vessato Ok, io- psicologicamente. io stavo per dire, forse educarlo ancora un po' di più. È questo che E sì, ritornare a è la- è la un'educazione, stra- se vogliamo dire, fondamentalmente anche di questo tipo di stiamo discorsi. dicendo la stessa cosa, perché noi siamo completamente otturati sotto un certo, cioè noi come moltitudine, no? Come pubblico, come massa, abbiamo un po' i percettori sensoriali un po' otturati, e per liberarli cioè, è un lavoro di fatica, è come andare a pulire una latrina sporchissima da anni. Cosa vuol dire? Che ti devi fare un mazzo assurdo e devi soffrire tantissimo. E questo che tu adesso mi stai dicendo per chiudere, andiamo in chiusura di questa intervista. Certo. E quindi sono felice, insomma, di sapere che ti ho condotto esattamente dove volevo io, così Ok. anche i nostri amici se lo ricordano, qual è il metodo di queste interviste. Ritorniamo qui, a Casa Gioscari, Certo. un luogo di ispirazione, hai detto. Sì, assolutamente sì. Quindi che cosa significa per te il rapporto col luogo e con le persone? Quindi ovviamente col patron di questo luogo, che è sì, Massimo. ma con no? Massimo Cosa ci significa conosciamo da più di avere, 20 anni. avere un rapporto tra la persona, il patron, quindi colui, no? Sumere, diciamo così, noi Sì. non lo dico alla salva, il luogo stesso creato da questo patron, no? Casa Gioscari, e la tua formazione anche interiore, culturale, rivolta alla musica, per creare già quello che stai facendo oggi, e l'abbiamo detto, poi magari se hai anche 2 note da farci ascoltare va bene, Sì, se le puoi volentieri, fare ascoltare in certo, chiusura, sì, sì, sì. di modo che così capiscano molto bene da casa qual è esattamente il ruolo della cultura in generale, che non è solo saper leggere i libri, io lo dico sempre. Tu sei simbolo di questa esperienza. Io ti ringrazio di questo appellativo. Se te lo dico io, dicono che quando io dico una cosa del genere me lo posso permettere. Yes, appunto. Ho fatto un po' il Allora, luogo, da quando, il patron ma e tu. il luogo è fondamentale perché, come detto all'inizio, è un posto dove tu riesci a mettere a fuoco quello che c'è in testa, ed è tantissima roba. Ma non solo musicalmente parlando, anche concettualmente parlando. Qua abbiamo fatto anche seminari di voce,
oltre che di canto, proprio in questo posto. Seminari che sarebbero masterclass, Ok. quello che si Sì, dice sì, oggi. sì. Quindi anche lì, attraverso una piccola problematica vocale che ho avuto nel 2008, sono andato molto più in profondità a quello che è lo strumento voce, quindi a vederlo internamente attraverso delle telecamere, delle sonde che mi venivano infilate dal naso, sia per visitarmi in modo terapeutico, ma anche per far vedere a me in uno schermo gigante la mia laringe e quello che succedeva nel momento in cui facevo delle evoluzioni vocali. Questo è stato illuminante, no? Perché mi ha dato modo di conoscere meglio lo strumento, come funziona la voce, le 3 fasi della voce che sono diaframmatico, laringale e risonatore della voce, che è tutto il E cranio. perdonami, un'aperta parentesi. Anch'io ti ho fatto vedere qualcosa vero? Sì, Ti ricordi? In quel certamente. convegno a Sorso. È Certamente, un noi piccolo scoop. siamo stati di assieme con a un convegno. maestro pazzesco che era Franco E Angai. io nel mio intervento ho fatto vedere cosa Sì, c'è sì, all'interno assolutamente. dal punto di vista musicale, ma era solo una piccola Sì, ma parentesi. questo Quindi è stato anche un destino questo, l'anima di insomma. Bruno non si limita a essere giornalista, ma anche un No, grande ma ricercatore vocale. non lo diciamo adesso che siamo qui per te. Ritorniamo a questo aspetto, quindi siamo all'interno, quindi tu hai iniziato a capire anche dal punto di vista medico, Sì. anatomico, diciamo Esatto. così. Da lì, Beh, da lì quindi è stato un momento di riflessione anche per te. come trasferire questa cosa. Io cerco di portare diciamo la conoscenza scientifica, tra Ok, virgolette, certo. anche in un contesto musicale. E quindi sono nati progetti assieme a Raul Moretti, Grande devastanti, personaggio, con grande 3 musicista. album Sì. all'attivo, nonché concerti in tutta la penisola, in L'esperienza con Sardegna. Boges. Sì, poi trasferire quello che sapevamo anche per far conoscere altre persone che sono sul nostro, Sulla stessa sulla via, stessa diciamo, onda, no? certo, certo. E quindi sono nati dei progetti, Boges e Cordas, ma non solo, Festival Animas, interessante. Monumento su Tasuchelu, ne stanno venendo fuori anche altri. E tutte queste espressioni dove c'è uno scambio completo con altri artisti è un arricchimento totale. Quindi diciamo che io sono su quest'onda di lunghezza che mi porta ad avere benefici interiori per me, e poi se riesco a trasferire questo beneficio agli altri, a chi assiste a queste performance, è tanto di guadagnato, perché sono piccoli tasselli, no, di apertura mentale che che permeano, no, il terreno in cui cammini, non di luce, ma di consapevolezza. In un certo senso non si ha la pretesa di avere la luce in tasca, no? Però si è, diciamo, proiettati a cercarla. Okay? Quindi questo è lo scopo. E il tuo rapporto con i luoghi stessi in cui tu Sì, ma crei e ti ritrovi. è, diciamo, come l'atteggiamento che cerco di mettere in ogni cosa che faccio da un po' di anni a questa parte. Diciamo da Itazenda in poi, forse da un po' prima di Itazenda, ma non ero così consapevole, non avevo ben centrato qual era la mission, come si dice oggi. Sì, sì, sì. La mia mission credo che sia questa. Ho imparato una cosa, quella cosa la voglio mettere a disposizione a chi è interessato. Bellissimo. E allora credo che possiamo chiudere qui. E prima che Beppe ci faccia ascoltare qualcosa, Cosa in chiusura, volete? quello che vuoi tu, Ah. lo deciderai tu. Io chiudo questa intervista lasciando il campo a lui, che è il protagonista ed è il nostro maestro, musicista, cantante di oggi. Vi ricordo che la cultura è il veicolo importante per capire che cosa coloro che creano cultura e vivono in maniera musicale, poetica, in maniera di ricerca, ci dà la possibilità a tutti noi di capire anche un po' di più noi stessi. Voi che siete dall'altra parte della camera, insomma dall'altra parte dello schermo, potete attingere da queste esperienze, non fermarvi,
Noi della Gazzetta Sarda, io in particolare, cerco di comunicarvi questo, ma soprattutto grazie a coloro che ci ospitano, anche oggi, quindi ringraziamo ancora una volta Casa Gioscari di Massimo Marrocco, perché sono i luoghi che ci permettono di essere un po' più, come dire, musicisti, cantanti, artisti, poeti e ora Beppe Dettori per voi. In chi subattiareddo di Collezio, mi pare che l'inverno sia varato e non si anda più, sempre più freddo. In chi subattiareddo di Collezio, in chi subattiareddo di Collezio, mi pare che l'inverno sia varato e non se ne anda più, sempre più freddo. In che subattiareddo di Gollezio, in che subattiareddo di Gollezio, ponimenti